le 3 domande più bizzarre che ho ricevuto finora. Venezia ha un'anima che pochi conoscono e io sono qui per fartela scoprire, quindi seguimi nei miei canali. Case a Venezia sono abitate? Ovvio che la gente ci vive. Queste qua sono case, non siamo mica in un parco divertimenti. Venezia non è Disneyland. Con il remo si tocca il fondo. La particolarità della nostra tecnica di voga sta proprio nel fatto che tocchiamo solamente l'acqua e non ci spingiamo sul fondo, anche perché il fondale dei canali è melmoso, quindi il remo si pianterebbe. Venezia sta affondando. Ci sono degli studi che monitorano costantemente la situazione. Al momento non siamo in pericolo. Se Amsterdam è tranquillo e è 5 metri sotto acqua, qua che siamo a livello siamo ancora più tranquilli. E in più abbiamo anche il Mose. E vi altri che avete mai fatto?